Ok, vai Joseph. Ok, no, io vado in piedi, grazie. Bene, buongiorno a tutti. Allora, caro Lucio, perché io sia di origine spagnola non vuol dire che conosca bene il mercato spagnolo. Ahimè, conosco meglio il mercato italiano che l'espagnolo. Non so se purtroppo. Va bene, buongiorno a tutti. Non siete stufi di vedermi? Con lei già sapevo dove arrivava. Meno male che siamo la penultima, vero? Insopportabile, no? L'insopportabile dove è il mio amico insopportabile? Ciao! C'è anche oggi il mio amico. Va bene, andiamo a vedere allora il penultimo, perché l'ultimo sarà il mercato tedesco, prossima settimana a Cagliari, mercato spagnolo. La logica di analisi è sempre la stessa, analizzare il paese come il mercato. Qual è l'identikit del turista spagnolo? Il caso concreto, diciamo il focus sull'Italia e la Spagna, e in qualche maniera le caratteristiche del mercato turistico spagnolo che sono molto interessanti. Chi di voi qua lavora e sta tentando di fare delle esperienze? Cioè il prodotto turistico esperienza. Guardatelo. Sono il paese più avanti per quanto riguarda la creazione di prodotto turistico esperienza. Cioè quello che hanno di interessante gli spagnoli è che essendo un paese che ha fatto una scelta strategica sul turismo, nel senso che loro lo considerano economia pura, sono strutturati, si organizzano bene e sono quelli che applicano la costruzione, commercializzazione e distribuzione dell'offerta turistica locale più avanti in assoluto in Europa. E nell'ambito specifico dell'alberghiero leisure sono le grandi, non soltanto le grandi catene, le più importanti catene mondiali di leisure sono spagnole, che non crescono più in Spagna, stanno investendo sempre fuori. Pertanto analizzare il mercato spagnolo lo faremo diciamo da un punto di vista outgoing, ma mi centrerò un po' a darvi degli input per riflettere in che cosa si può applicare per il mercato italiano. Allora, la popolazione della Spagna è un paese con 46 milioni di abitanti, da più o meno 20 anni c'erano 46.572.133, da 20 anni soltanto sono in 2 perché io me ne sono andato, ok? Però come nell'Italia la popolazione sta calando e soprattutto è un paese dove si fanno pochi figli. Quello che però è interessante da un punto di vista turistico è una crescita di oltre il 3% annuo. Voglio dire, loro hanno avuto una crisi pesantissima, ma ce l'hanno fatta. Sono ripartiti e quello che è importante è che se voi andate sul guardare l'inflazione, che è del 2% comparato con la crescita, vuol dire che 3,1 meno 2, loro hanno un punto di crescita diciamo positiva, vuol dire che loro hanno in questo momento soldi, lo quale vuol dire che con un reddito pro capite di $38.000 con una crescita come vedete del 3%, dove è vero che c'è diciamo un tasso di occupazione soprattutto giovanile o dei giovani intorno al 17%, che in realtà è un po' come in Italia. Ci capiamo, no? Ok? C'è anche il lavoro nero, ok? La realtà è che si stima che in realtà la disoccupazione reale sta intorno all'8%. Detto questo, è un paese che dal punto di vista economico cresce, ma soprattutto ha una caratteristica, è un paese molto connesso, con un tasso di utilizzo di internet elevato. Ci sono, diciamo, l'80% della popolazione utilizza tutti i giorni internet, ma soprattutto lo fanno quasi sempre attraverso le smartphone. È un paese molto strutturato, ci sono strutture di banda larga, direi quasi ovunque.
ma soprattutto quello che è importante è l'abitudine che ha lei a fare degli acquisti online, con il 90% vedete lo fa attraverso gli smartphone. Viaggiano soprattutto in Spagna, è un paese che fa di media 3 viaggi o 3 vacanze nell'arco dell'anno, dove ovviamente per la struttura che loro hanno come paese e l'offerta che hanno, spesso li fanno in ambito domestico, del quale, come vedete, hanno fatto più di 190 milioni di viaggi, cioè se non ho mosso 193 milioni di viaggiatori, con una crescita nel 2007 del 6% rispetto all'anno anteriore, vuol dire che siamo già sopra quello che è la media italiana. Il 90% come vedete sono viaggi di destinazione, diciamo, dentro del proprio paese, ma soprattutto fanno 15 milioni di viaggi all'anno all'estero. E quello che è importante è il perché viaggiano. Il 50% fa vacanza e un 30% visita amici e parenti. Non è esattamente così, ovvero questa è, come sapete bene, le statistiche hanno le sue metodologie e quando si analizza il conto satellite dell'Organizzazione Mondiale del Turismo parla di visiting friends and relatives. Qui c'è un elemento importante da capire. Sono gente che viaggia a case proprie che hanno normalmente nella costa o nelle isole Baleari piuttosto che le Canarie, ma anche qui, come in Italia, c'è anche la logica che dal nord si va verso i paesi di procedenza nel sud. Però sono in realtà viaggi di vacanza. E un 15% per affari, eccetera. Bene, da dove vanno all'estero? Fondamentalmente, come vi ho detto prima, diciamo, l'ambito dove viaggia di più, quasi il 20%, è la zona di Madrid, che è, diciamo, la capitale, però è la capitale in qualche maniera, diciamo, economica, seguita dalla Catalogna con il 16%, fra poco questi avranno bisogno del visto per venire in Italia, e abbiamo la zona dall'Andalusia con un 15%, che è una zona in realtà molto più grande geograficamente, con diversi centri, stiamo parlando di 8 centri di outgoing, Siviglia, Malaga, Almeria, Granada, eccetera, eccetera, e finalmente la Comunità Valenciana, che sono in realtà le 4, diciamo, zone più, diciamo, con più volumi di abitanti. A questo si va ad aggiungere verso dove vanno. Beh, come abbiamo detto, la maggioranza fanno le vacanze nella propria Spagna, stiamo parlando del 64%, con 30% va all'estero e soprattutto quello che vi dicevo, un 7% del totale diciamo, degli spagnoli che viaggiano combinano nell'arco dell'anno un viaggio all'estero e le vacanze diciamo, in patria, in paese. I viaggi all'estero che fanno fondamentalmente, come vedete, sono però non vacanza balneare, cioè loro hanno il mare. Okay? Pertanto il 77% delle vacanze che fanno sono neanche turismo culturale come lo intendiamo noi, cioè non il concetto città d'arte. Loro fanno il city break e il short break, vanno a città, capitali europee, ma anche ormai diciamo, in città, diciamo, meno capitali, per farsi 2-3 giorni in questa destinazione. Mentre che verso fuori l'Europa vanno ovviamente sui Caraibi, Messico, Cuba, Santo Domingo, eccetera, per il mare, legato al fatto che le catene spagnole sono tutte quelle che vanno, la Repubblica Dominicana in realtà è come una provincia della Spagna, perché tutto il sistema turistico della Repubblica Dominicana, di Cuba e gran parte di quello di Messico, soprattutto parte atlantico, è in mano di imprenditori e operatori turistici spagnoli. Seguito ovviamente del Marocco e, come è abbastanza classico, sugli Stati Uniti. Quando viaggiano? Beh, sono un po' come noi. La vacanza principale si fa nel mese di agosto. Dipende dalle zone della Spagna, varia dal 15 di luglio, per esempio la Catalogna fa le vacanze tradizionali dal 15 luglio fino al 15 d'agosto, Madrid va dal 1 di agosto al 30 d'agosto, però diciamo che la parte importante siamo in quel livello lì,
come vedete il 40% in agosto, luglio il 23%, comincia a crescere diciamo, la vacanza o l'allungamento fino al 15 settembre più o meno, e ovviamente, come vi dicevo, le 3 vacanze che si fanno nell'arco dell'anno sono diciamo, quella principale di estate, il 10% si fa sulla settimana di Pasqua e anche sul Natale. Quello che è in crescita molto fortemente, come vedremo dopo, sono i weekend. Cioè, di norma, ogni mese l'espagnolo medio si fa un weekend fuori casa, fuori porta. Ok, per quanto tempo viaggiano? Beh, dipende ovviamente dalla età, però normalmente, come vedete, il 25% va di media sui 10 giorni, stiamo parlando della vacanza principale, ok? Cioè, non fanno la settimana, sono un pochettino più in là, cioè fanno fino a 12-15 giorni, e con una, diciamo, una logica che cambia però a partire dalla piramide di età, ovvero i giovani fanno di media una settimana. Perché? Perché si tengono i giorni per fare altre vacanze e i weekend. Cioè, l'espagnolo è un tipo di mercato che fa molto turismo, seguito dalla fascia, diciamo, dei 45 ai 64 anni, che sono quelle che fanno più di una settimana, principalmente la vacanza principale, e ovviamente le over 65 che fanno 2 settimane, ma vedrete il perché su questo è anche un aspetto importante di come loro si sono sviluppati. Che tipo di vacanza fanno? Il 37% fanno la vacanza balneare, qui stiamo parlando prevalentemente di vacanze principali, un 21% turismo vacanza culturale, seguito di un 18% di vacanza relax, che in questo caso concreto è fondamentalmente wellness. Loro hanno una grande tradizione per quanto riguarda diciamo, le terme, più o meno il concetto sarebbe questo. Il prodotto non è uguale all'italiano, però diciamo è più wellness e spa che non tanto terme, intesa un po' la logica Montecatini. Seguito di vacanze di tipo familiare con il 5%, e un 5% fanno turismo outdoor, turismo avventura. Corrado, è un mercato che ti interessa. Ok? Fin qua tutto chiaro? E come viaggiano? Beh, fondamentalmente per le vacanze, diciamo, logicamente, interne utilizzano l'aeroporto. Loro hanno un grande vantaggio, questi hanno saputo sfruttare molto bene i fondi europei e tutta la Spagna è piena di autostrade a gratis. Cioè, l'unica parte spazio dove si pagano le autostrade è la Catalogna, ragione per la quale i catalani chiedono l'indipendenza da Madrid, una delle ragioni. No, ma è vero, è uno dei problemi. Sul resto, cioè, è tutto pieno di autostrade, lo quale ha fatto crescere moltissimo l'utilizzo diciamo, della macchina come mezzo di trasporto. L'altro mezzo importante anche per i voli domestici sono i low cost, soprattutto le low cost per andare a viaggiare verso l'estero, tenendo conto che loro, come vedremo più avanti, hanno una industria, diciamo, di compagnie aeree forte e importante, molto sviluppata. Dove vanno a dormire? Beh, fondamentalmente quando fanno vacanza vanno in albergo, seguito diciamo, dell'appartamento proprio, come vedevamo quello che vi dicevo prima, quel 30% di turismo. È un tipo di cliente, soprattutto per il balneare, che utilizza anche molto l'affitto di appartamenti turistici, con quello che diceva, diciamo, l'utilizzo di case proprie, di amici, familiari, eccetera. Qui stiamo parlando fondamentalmente della vacanza balneare. E quanto spendono quando vanno all'estero? Beh, in realtà hanno una spesa media per persona più alta che il mercato inglese e tedesco, 800 euro. Sono come noi italiani, spendaccioni, vogliamo mangiare, stare bene, quelle robe, dormire bene. Okay? C'è un mercato interessante su questo, con una spesa media giornaliera di quasi 100 euro, dove, come vedete, spendono più o meno il
il 20% per il dormire, il 28% per il trasporto e diciamo il 34% per attività, esperienze, cose che si fanno in destinazione. Cioè il concetto che loro hanno in mente è: pago relativamente poco per dormire, pago relativamente poco per viaggiare, spendo i soldi per fare delle cose, per avere delle esperienze. E come sono? Beh, diciamo che hanno una categoria socio-economica in qualche maniera abbastanza diversificata, con un buon livello di struttura, perché diciamo 8 su 10 hanno formazione diciamo, o istruzione superiore, e hanno, diciamo, quelli che viaggiano, come vi dicevo, hanno questa forchetta che va dai 30 ai 65 anni, con una crescita molto esponenziale diciamo, da gente che ha dai 25 fino ai 40 anni, soprattutto viaggi all'estero, weekend, eccetera, dove il 35% di quelli che hanno da 30 a 40 anni viaggiano, e il 36% di quelli che hanno più di 45 anni viaggiano. Come viaggia, o meglio detto, con chi viaggia? Beh, prevalentemente è un tipo di mercato di outgoing che viaggia in coppia. Quasi il 50% dei viaggi è in coppia. Non confondiamolo con turismo familiare, perché il turismo familiare è il 30%, il 29%, ovvero si viaggia con i figli. Cioè, come abbiamo visto in questi incontri, ci sono segmenti diversi con bisogni e motivazioni diversi. Il 22% viaggia in gruppo di amici. Quello che è interessante è questo: per il turismo balneare barra vacanza principale, quando si va in famiglia, la destinazione normalmente è le coste spagnole o le isole spagnole. Tutto il resto è quando prendono l'aereo, vanno a destinazioni all'estero, che normalmente non è più con i figli. Lì c'è molto la tendenza che il figlio a partire dai 15-16 anni campa per cavoli suoi, cioè non è che va con i genitori. Loro non hanno, a differenza dell'italiano, la logica di star vicino alla mamma perché mi faccia la pasta. Su questo sono più simili al ragionamento e alla mentalità europea. E perché scelgono la destinazione? Evidentemente i criteri sono questi: l'alloggio, sono un po' come noi italiani, il cibo, per il mezzo di trasporto da utilizzare, il prezzo. Non è un mercato di prezzo, non è il mercato tedesco, non è il mercato italiano, che il primo criterio è l'attività e dopo il prezzo. Questi vanno al quarto criterio, è il prezzo. Ovviamente la sicurezza, per finire su tutto quello che è, diciamo, le attrattive classiche di patrimonio culturale, artistico, eccetera, eccetera. Quali sono le motivazioni? Fondamentalmente per il 46% è l'esperienza che avrà nella destinazione, ovvero tutto quello che c'è nella destinazione, servizi, alberghi, l'ambiente, l'accoglienza, quello che ho fatto, cioè tutto quello che il territorio mi offre. Questo è il criterio fondamentale di valutazione. Per un 8% funziona a partire dalle raccomandazioni per amici e parenti, come anche, come vi dicevo prima, per un 4-5% il fatto che ci siano dei collegamenti, in qualche maniera che ci siano degli amici o ci sia dei familiari. Destinazione abituale è un 4%, vuol dire che il concetto della fedeltà o di andare sempre allo stesso posto, loro l'hanno già superato. È un mercato nuovo, come dire, mentalmente nuovo, che va sempre alla ricerca di stimoli nuovi. Che tipo di vacanza fanno? Il 37% balneare, sole e mare, seguito, come vedete, del 40% che in realtà è di tipo, come dire, qui c'è una componente importante anche di vacanza balneare, ma che vanno alle case, diciamo, che hanno della famiglia in luoghi di origine. Un 23% è turismo naturale o naturalistico, ma anche di outdoor, soprattutto per le seconde vacanze che loro fanno.
un 21% destinazioni urbane o di città, con un 29% per destinazioni prettamente culturali. Come vi dicevo prima, il benessere, il wellness, eccetera, rappresenta il 6% della motivazione di viaggio, un 5% motivazione di viaggi, diciamo, per questioni sportive. Su questo sono un po' come noi italiani, ci piace il calcio e pertanto si viaggia per sport, per eventi, eccetera. Però fondamentalmente abbiamo tre grandi, diciamo, cluster: il balneare, il turismo di città e il turismo sportivo, outdoor e di natura. E quali sono i trend? Allora, il 60% comincia a avere o ha in qualche maniera delle considerazioni di tipo ambientale. Sono abbastanza consapevoli della salvaguardia della sostenibilità, eccetera, eccetera, con un elemento che è molto importante, come vi dicevo prima. Per il 62% del cliente quello che interessa sono le esperienze. Cioè, hanno passato, sono evoluti dal prodotto turistico inteso come tangibile, l'albergo, il territorio, eccetera, alla esperienza o le attività che possono fare sulla destinazione. Con, come già abbiamo detto, il 56%, il 60% più o meno, viaggiano i fine settimana, nei weekend per fare il short break, che è quello che è più in crescita in assoluto. Diciamo, legato all'aspetto dell'esperienza, una delle motivazioni principali o i trend di viaggi è la formazione, l'apprendimento, cioè tutto quello che in qualche maniera è buono per loro, seguito anche da una grande innovazione tecnologica. È il paese con una industria social del turismo e digitale del turismo più avanzata in assoluto in tutta Europa. Le destinazioni hanno le app, le aziende funzionano, diciamo, sull'ambito digitale, eccetera, eccetera. E come viaggiano? Prevalentemente, come vedevamo prima, perché sono la maggioranza le coppie, viaggiano in modo individuale. Il 23% viaggia con pacchetti e il resto, turista individuale, si arrangia e si organizza da sé il viaggio. Ovviamente i pacchetti classici sono più, diciamo, utilizzati e diffusi dalla terza età, dai senior in qualche maniera, e l'aspetto importante, come vedremo, è che l'ambito dell'acquisto del pacchetto ancora è classico, si va in agenzie di viaggio. La maggioranza degli spagnoli viaggia individualmente tramite internet e dopo vedrete il perché di questo. E c'è un aspetto molto importante: il turismo senior. È il paese d'Europa dove i senior viaggiano di più. Perché? Perché legato a quello che vi dicevo, che loro hanno fatto una scelta strategica come paese, il governo anni fa ha deciso che diciamo, per mantenere aperto il settore turistico in bassa stagione, quello che poteva fare era, attraverso l'INPS, offrire un sconto dell'80% del prezzo della vacanza a chi era in pensione. Come? Sì, l'INPS è l'INPS spagnolo. Quello che mi auguro io che mi pagherà la pensione. Perché come sono ancora italiano, cittadino europeo, ragione per la quale non voglio diventare cittadino catalano, ok? C'è il ricongiungimento delle pensioni, capisci? Non dimenticare che purché sia spagnolo, imbecille totale non lo sono. Quello può darsi, perché mi pagherà la pensione di Spagna, eh? Allora, che cosa vuole dire quello? Che ogni anno l'INPS, l'INPSERSO, paga le vacanze a 1.350.000, passatemi il termine, nonni spagnoli. Questo è fantastico perché? Perché hai gli alberghi aperti, le compagnie aeree non è che devono spostare gli aerei da altre parti perché funzionano, cioè hanno incentivato in qualche maniera
l'economia per far sì che la struttura, il sistema alberghiero e il sistema turistico in generale possa continuare a lavorare. I prodotti che loro ti offrono sono fondamentalmente quelli 4. Puoi andare a farti la vacanza di mare nelle Baleari, piuttosto che nelle coste spagnole e anche nelle isole Canarie. Ti vendono anche circuiti culturali, turismo di città, non alle grandi città, se no alle città minori, le capitali di provincia, ok? E anche il turismo rurale. Questo ormai è da più di 20 anni che funziona, lo quale ha provocato in qualche maniera una tradizione e ha fatto crescere l'interesse, la voglia, eccetera, diciamo, le generazioni che man mano che vanno arrivando alla pensione a continuare a viaggiare. Perché è vero che una percentuale di gente viaggia con questi prezzi scontati, ma anche diciamo, ha entrato l'abitudine e viaggiano per conto loro. Che cosa vendono fondamentalmente? Questa è la programmazione di questo anno, che è stata pubblicata recentemente, e come vedete tu puoi fare per il mare, diciamo, 3 tipi di vacanza, per dirci 8 giorni, 10 giorni o 15 giorni, dove diciamo, sul turismo interno puoi fare da 3 a 7 giorni. Le condizioni sono queste: l'albergo con il trattamento full board, okay? Più il trasporto, include, diciamo, l'animazione, diciamo, socioculturale, dal ballo palchetto piuttosto che visite culturali eccetera, è assicurato il servizio medico, ok? Vi do dei dati così potete un po' capire. Se vuoi andare per esempio a farti una vacanza di 10 giorni in un albergo 3/4 stelle nelle isole Baleari con il trasporto, in bassa stagione gennaio-marzo, ok? Tu devi pagare la interessante quantità di 160 euro e il resto lo paga l'INPS. 13 giorni. Non ho capito. Ti trasferisci in Spagna? Forse ci comincio a pensare anch'io. Mi chiedo perché cavolo sono venuto, lo so perché, ma soprattutto perché, io non tanto perché sono rimasto che lo so, ma soprattutto chi cavolo me l'ha fatto fare di chiedere la cittadinanza italiana? Capisci? Dipende il giorno, soprattutto quando devo pagare le tasse. Vabbè. No. Lasciando stare il concetto qual è qua, non è tanto un problema del prezzo o non prezzo, è il concetto della scelta strategica di strutturare e supportare l'utilizzo delle risorse pubbliche per sostenere il settore turistico. Andiamo avanti. Come si informano? Beh, fondamentalmente il 56% per raccomandazioni, ok? Che possono essere o personali o anche attraverso internet. Il 37% siti di recensioni, TripAdvisor, Booking e così via. L'esperienza personale, un 17% in agenzie viaggio, di un aspetto che è molto importante, che è molto superiore alla media italiana, che è attraverso il sito web della destinazione. In Italia non arriviamo al 3%. Vuol dire, loro hanno un sistema molto più sviluppato di destinazione, Destination Management Organizations, dove in qualche maniera hanno una informazione molto profilata, in modo che il cliente cerca informazione per scegliere la destinazione, l'albergo, i servizi, eccetera, eccetera. Come prenotano? Beh, fondamentalmente, come vedete, il 31% online, tramite agenzie di viaggio online o tour operator online. Un 24% in case vacanze, vuol dire questi prenotano fondamentalmente appartamenti eccetera, stiamo parlando di turismo balneare, dal HomeAway a Gwindu eccetera eccetera, un 23% agenzie di viaggio eccetera eccetera, vuol dire un mercato prevalentemente incentrato e che funziona attraverso l'online. Come vedete il 52% però
si fa attraverso intermediazione, OTA prevalentemente, molte OTE, ovviamente c'è Booking, ma come vedete ci sono delle OTE proprie spagnole. Quello che fondamentalmente si fa direttamente è il mezzo di trasporto, ok? E partiamo da quello che vi dicevo, è un mercato molto evoluto sulle esperienze. È un mercato, come vedete, questi sono degli esempi specifici di destinazione, ovvero la destinazione regionale, la DMO regionale, ha organizzato gli operatori, li ha fatto sviluppare delle esperienze e si promuove con questa logica. Cioè, la Catalogna si promuove come destinazione esperienziale, se tu vai qui dentro ti trovi tutta l'offerta esperienziale degli operatori. Lo stesso succede nel caso concreto di Valencia, che sarebbe la zona, se vi ricordate quando abbiamo fatto il golf, il presidente dei campi da golf era di questa zona, dove loro hanno sviluppato tutto questo programma, mentre che nel turismo interno, per esempio, nel caso di Aragona, montagno interno molto incentrato a Corrado sul turismo sportivo, loro stanno su questa impostazione. È un mercato che, diciamo, come consumo non consuma il prodotto turistico tradizionale classico, sino che consuma il prodotto o compra il prodotto esperienziale. Bene, andiamo a vedere il caso o l'ambito del turismo spagnolo in Italia. Per noi in Italia rappresenta il mercato, diciamo, il nonno mercato, dove abbiamo avuto diciamo, più di 2.400.000 spagnoli che sono venuti in Italia, con una spesa media giornaliera però nel caso concreto dell'Italia che è inferiore a quella che spendono nel proprio paese, ma quando vanno agli altri paesi. Ricordate che la media erano 800 euro, qua spendono 400. Perché? Perché prevalentemente è turismo organizzato, turismo di circuito di città d'arte. E quali sono le motivazioni? Fondamentalmente patrimonio artistico, il paesaggio, il prodotto classico, per capirci. Le tradizioni gastronomiche, il folklore, la proposta di città d'arte e andare a vedere, diciamo, i luoghi icona nel caso concreto dell'Italia. Scelgono, come vedete, per il 70% le grandi città d'arte, un 10% loro non ce le hanno, pertanto chiama l'attenzione come prodotto la logica dei laghi, Garda, Maggiore, eccetera, seguito ovviamente del turismo religioso, questo vuol dire prevalentemente, per non dire quasi esclusivamente, Roma, e un po' Padova, perché in Spagna c'è la diciamo, sì, tradizione, diciamolo così, soprattutto nella gente di una certa età, sulla devozione su San Antonio di Padova. Era spagnolo, esattamente. Mia mamma, devotissima di Sant'Antonio di Padova, io sono cresciuto con l'immagine di Sant'Antonio di Padova, non Padova, Padova, non so dove cavolo era, adesso è cambiata, non è più Sant'Antonio di Padova, e Padre Pio. Anche sui santi ci vanno le mode, ma non è una battuta, questo lo dico sul serio. Comunque il 6% delle motivazioni che vengono in Italia è il turismo attivo o di outdoor, si collega a quello che abbiamo detto prima, ok? Per arrivare, diciamo, a un 6% quello che è l'Italia minore, il territorio, i borghi, eccetera, eccetera. Bene, dove vanno? Ovviamente il classico, Lazio, Roma, la Toscana, il Veneto, Lombardia, Sicilia. Noi siamo in 7° posto, con il 4% del totale dei turisti che vengono in Italia. Come comprano, come vanno? Beh, prevalentemente è un mercato indipendente, perché grazie alla grande quantità di collegamenti aerei low cost che ci sono dalle 4 città che abbiamo visto all'inizio, e un 27% lo fa attraverso i canali di intermediazione con la OTA, vedere se ti compri il biglietto, l'albergo, eccetera, ti organizzi fondamentalmente. A questo aggiungiamo che per noi, nel caso concreto, è il 5° mercato,
dopo la Germania, la Francia, la Svizzera e il Regno Unito, con una crescita che stiamo osservando che non è tanto sulla logica degli arrivi, ma sì sulle presenze, con più di 80.000 arrivi, con una permanenza media però di non arriva ai 4 giorni. Vuol dire, loro non vengono da noi prevalentemente per il mare, vengono per conoscere la Sardegna, soprattutto legato al concetto di conoscenza di che la Sardegna è stata spagnola, aragonese, catalana, eccetera. Cioè, si fa il giro in qualche maniera della Sardegna per conoscere il territorio. Devo dirvi che per gli spagnoli ha più interesse la Sardegna che la Sicilia. Questo è un aspetto importante. Dove vanno? Beh, fondamentalmente segue un po' la logica di tutti gli altri mercati per arrivare a capire dove vanno a dormire. Beh, fondamentalmente il flusso importante, come abbiamo visto, loro prediliscono ancora l'albergo, come vedete, utilizzano anche abbastanza tutto quello che è le case in affitto, eccetera, piuttosto che andare diciamo, a casa di amici o altre sistemazioni, diciamo, un po' più particolari. Come siamo collegati? Non troppo male, nel senso che se andiamo a guardare Olbia abbiamo collegamento con Barcellona e con Madrid, nel caso di Alghero con Girona in qualche maniera, che è il secondo aeroporto di Barcellona, Barcellona e Madrid, e scusate, sto parlando di Cagliari, scusate, e con Alghero ovviamente Madrid e Barcellona. Qual è la problematica? Che come in quasi tutti i mercati è prevalentemente traffico estivo. Dimmi? Cagliari e anche Valencia, sì sì. Bene, come funziona questo mercato? Allora, è un mercato che ha più di 120 tour operator, dei quali, come succede nel mercato, e per questo vi dicevo che è un mercato importante, è un mercato molto specializzato verticalmente, nel senso che, a differenza dell'Italia dove il tour operator è prevalentemente turismo balneare e orizzontale, loro sono verticali, ovvero turismo sportivo fanno quello, golf, vacanza, cioè sono organizzati o per destinazioni o per prodotto turistico, molto specializzato. Organizzato, su questo sono un po' come noi diciamo italiani, non è che ci sia soltanto un'associazione di viaggi, ce ne sono 3, però diciamo che in qualche maniera funziona in questa logica. Con numeri importanti, nel senso che abbiamo più di 9.500 fra agenzie di viaggio e tour operator. Sono aziende, vuol dire che in realtà, come vedremo dopo, ci sono anche i punti, cioè ogni azienda magari può avere 1, 2, 3 diciamo, punti di vendita, con una particolarità che è questa: cresce il numero delle agenzie di viaggio che in qualche maniera crescono. Perché? Per quello che vi dicevo prima, ovvero come interessa il prodotto specializzato, ho bisogno di informazioni, ho bisogno di servizi specializzati, perché per loro, come per tutti gli europei, la vacanza è importante. Pertanto se io voglio fare golf, vado a comprare la mia vacanza da uno specialista. Pertanto quello che sta succedendo è la trasformazione del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator in un settore estremamente specializzato per tematiche, molto esperienziali. Stanno seguendo quello che succede in Germania, quello che succede in Inghilterra soprattutto, un po' meno in Francia, purtroppo pochissimo nel caso italiano. E come sono organizzati? Un po' seguendo il modello europeo. Il 30% del volume del viaggio o dei viaggi intermediati è gestito di grandi gruppi che sono verticalizzati. Abbiamo il gruppo Globalia, cioè il più importante in Spagna è Viajes El Corte Inglés. Il Corte Inglés è l'equivalente alla Rinascente, per capirci. La differenza è che questi
sono organizzati, hanno un proprio tour operator che si chiama Tour Mundial e una rete di agenzie di viaggio che si chiama ovviamente Viajes del Corte Inglés, con un ambito specializzato in tutto quello che è il mais. Dall'altra parte abbiamo il gruppo Globalia, che ha una grande integrazione verticale con diversi tour operator, Travelplan, Iberrail, eccetera, ha delle reti di agenzie di viaggio tematiche, ok? De Viajes Ecuador che è incentrato sul business travel, Viajes Halcón che è il leisure, diciamo, fondamentalmente balneare, e Viajes Unalia che è molto improntato sul turismo esperienziale. Hanno una compagnia aerea propria, Air Europa, seguito di i servizi di ricettivo propri attraverso la sua propria agenzia di viaggio Incoming, che è presente lì dove loro operano con Welcome Incoming Services, e hanno anche un banco letti, un bed bank. Sapete cosa è un bed bank? Sì o no? No. Ma dove cavolo vivete? Sardegna. Allora, un bed bank è, per capirci, una volta B2B, che fa i contratti con alberghi, B&B, eccetera, sta con il ricettivo, ok? Dalla quale vanno a attingere sia le agenzie di viaggio sia i tour operator. La ragione per la quale oggi in Europa i tour operator non fanno più contratti in garanzia è perché quando ho la domanda ho il mio fornitore che è un bed bank del quale mi prendo la camera che ho e mi faccio il pacchetto. Ok? Il vecchio concetto di Gulliver lo hanno trasformato oggi, ce ne sono ormai 5/6 a livello mondiale, sono delle potenze, ok? E ha la sua propria catena alberghiera che è Belief Hotels, che è soltanto leisure di mare. C'è il gruppo Vamos, che ha il tour operator Vamos, la rete, vedremo, di agenzie di viaggio Nautalia e ovviamente due compagnie aeree. Abbiamo Vamos Air e GoAir. E dall'altra parte abbiamo il gruppo Barceló, che ha, come vedete, non un tour operator, ne ha 5 o 6, che sono specializzati. Cioè, Holiday, Quelonea, La Quarta Isola, Le Plan. Come vedete, Le Plan è soltanto plan, in spagnolo è weekend, per capirci, ok? Mi vende soltanto prodotto weekend. Le Ski ovviamente mi vende sci e Jotel Click è soltanto alberghi per gente giovane. Proprie catene di agenzie di viaggio che è BD Travel Brand e BCD Travel che è del leisure. Propria compagnia aerea che è Evelop, con ovviamente servizi propri di ricettivo che è Turavia, e la catena di alberghi Barceló, che alcuni ne abbiamo in Italia. Quello che vi dicevo sui tour operator specializzato, come vedete, molto per tematiche, quindi abbiamo degli esempi. E arriviamo a un punto importante, le agenzie di viaggio. La figura dell'agenzia di viaggio della signora Maria non c'è, perché lì sono organizzate o in grandi gruppi, che come abbiamo visto prima sono flagship dei grandi tour operator. Abbiamo il Corte Inglés, Viajes Halcón, Barceló Viajes, Carlson Wagon Travel Elite e Nautalia, che abbiamo visto che più o meno si prendono il 40% del totale del business. E quello che è successo è che si hanno creato i gruppi di gestione, ovvero agenzie individuali si sono aggregate in qualche maniera in questi gruppi che vedete qua, in modo che io come agenzia di viaggio già non faccio nulla, se non che sono il soggetto aggregatore che fa gli accordi, i contratti con i tour operator, con gli alberghi, eccetera. È un mercato organizzatissimo. E soprattutto quello che è importante qua è il mondo OTA, dove come vedete è vero che c'è Booking, ma non è la più importante. Dimmi. (50-50). Cioè, lì c'è una logica, racconto un aneddoto. Anni fa le Baleari, il governo regionale dice mettiamo la tassa di soggiorno, ok?
l'hanno messa, l'assessore ha durato il tempo di una sigaretta. Perché? Perché sono arrivati le principali catene, o sea, ti arriva il signor Barceló, Meliá, che ti dà lavoro al 60% della gente e dice Cicciù. Lì c'è una visione di sistema. Ok? Allora, quello che è interessante qua è questo. È vero che c'è Booking, come dicevo, però Alcon, che se vi ricordate è un gruppo, un tour operator, eccetera, che cosa fa? Mi crea la propria OTA. Perché? Per tentare in qualche maniera di non perdere quote di mercato, crea la sua propria OTA. Abbiamo Atrapalo.com, che è una OTA spagnola, Destinia.com spagnola, Mucho Viaje, Logitravel, Rumbo e il gruppo eDreams, che in realtà è globale, però è in base in Spagna. Ok? E come vi dicevo, un mercato sempre più online, perché il 57% utilizza, già che viaggiano individualmente, il online per farlo, e il 99% cerca l'informazione online. Cioè, nell'agenzia di viaggio, se tu vai, ci sono 4 brochure, perché il cliente ti arriva già con la informazione cercata, dove, come vedete, per il 76% delle prenotazioni si utilizza internet, e non solo per gli alberghi, per prenotare musei, servizi, comprare biglietti di trasporto, eccetera, eccetera, il rentacar, eccetera, e soprattutto, come vedete, loro hanno una grande abitudine in qualche maniera a utilizzare l'online, ok? E capire una cosa che è molto importante, è il livello di digitalizzazione di tutte le aziende. I B&B funzionano tutti online, pertanto il 90% conosce i social media, fa comunicazione e promozione attraverso i social media, cioè per loro sono molto avanti su questa logica. Il 95% delle aziende turistiche ha il suo proprio sito web, il 75% è attiva per comunicare e per promuovere attraverso le reti sociali, Instagram piuttosto che su Facebook soprattutto, ma soprattutto un aspetto che è molto importante. Il 50% delle agenzie di viaggio fisiche, cioè la bottega classica, e anche tutta la sua programmazione lavora online, perché se il mercato è online si adeguano. Cioè, il concetto fondamentale, quello che è interessante di questo mercato, è che non è un mercato che aspetta, loro vanno diciamo, alla ricerca del cliente, seguendo come il mercato funziona. Compagnie aeree, come vi dicevo, ne hanno, da ovviamente la Iberia, che in realtà è stata privatizzata già anni fa, eccetera. Abbiamo Vueling, Volotea, Air Europa, Albastar, Level. Loro stanno già lavorando non soltanto sul low cost di breve raggio, sino di lungo raggio, perché Level ti porta dei clienti San Francisco, New York, eccetera. Air Europa Express, Binter Canarias, Iberia Express, che sono Iberia Express è la filiale low cost di Iberia, Air Europa Express è la filiale low cost di Air Europa, Vamos Air che è una charter, come Envelope che è una charter, Air Horizon è anche una charter, mentre che Level è una low cost del gruppo di Iberia, IAG, di lungo raggio. E direi che ho finito. Domande? Dimmi. In altre occasioni abbiamo parlato di quanto è importante nel sito web dell'offerta di destinazione l'uso della lingua del turista. In questo caso, per gli spagnoli, sappiamo quanto incide la lingua originale, cioè trovare in questo caso il sito web in spagnolo? Allora, partiamo dalla premessa che le nuove generazioni in Spagna parlano molto bene l'inglese, ok? Però per come sono gli spagnoli come gli italiani si mi parlano in spagnolo molto bene. C'è una cosa che è molto importante, lo spagnolo come mentalità un po' milanese, ovvero pago, pretendo, no? Sai, i soldi sono miei, raccontami quello che voglio sapere come io lo devo capire.
la logica. Cioè è un mercato molto consapevole di chi sono e del suo potere, in qualche maniera. Altro? Cosa pensavate, che gli spagnoli erano dei cugini poveri? Ormai purtroppo per noi italiani, ragazzi, ci hanno bypassato e vanno a una velocità della Madonna. Ok? Bene, grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.